officer, gentili signore e signori, amici Lions e Leo, con questo tocco di campana che il governatore ha dato inizio alla cerimonia di apertura dell'anno sociale 2019-2020 del distretto 108 YB Sicilia dell'Associazione Internazionale dei Lions Club. Vi prego di alzarvi per osservare un minuto di silenzio per ricordare il giudice Paolo Borsellino barbaramente ucciso e le vittime di Via D'Amelio. Grazie, accomodatevi. Dovrebbe sfilare la fanfara, non la vedo. Assisteremo adesso alla presentazione delle bandiere affidata con intento augurale ai vice cerimonieri distrettuali per la Corea Giorgio Solarino, per la bandiera europea Agata Calderaro, per quella italiana Lorena Maltese. Contemporaneamente ascolteremo gli inni italiano e europeo musicati dalla fanfara dei bersaglieri di Caltanissetta tenente Francesco Livolsi, a cui seguirà la lettura degli scopi del Lionismo che saranno letti dal vice cerimoniere distrettuale Santina Majorana. Anche se lo si trova lì,
vogliono fare altre 2 marce, Daniela? Facciamo altre 2. Dai, ci sediamo, altre 2, va bene, dai. Stop, papara. Scopi del Lions Clubs International: organizzare, costituire e sovrintendere i clubs di servizio denominati Lions Clubs, coordinare le attività e omogeneizzare l'amministrazione dei Lions Clubs, creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo, promuovere i principi del buon governo e della buona cittadinanza, essere parte attiva del benessere civico, culturale, sociale, morale della comunità, unire i clubs con vincoli di amicizia, socievolezza e comprensione reciproca, fornire un luogo per aperti dibattiti su qualsiasi tema di interesse pubblico, con l'eccezione della politica di parte e del settarismo religioso.
incoraggiare le persone disposte al servizio a servire le loro comunità senza personale vantaggio economico, incoraggiarne l'efficienza e promuovere alti livelli etici nel commercio, nell'industria, nelle attività pubbliche e nell'impegno privato. Presiede la cerimonia di apertura dell'anno sociale 2019-2020 e del seminario delle cariche il governatore del distretto Lions 108 YB Sicilia del club Lions International, dottor Angelo Collura. Ha fatto pervenire i migliori auguri per il successo di questo primo incontro distrettuale il Former International presidente professore Giuseppe Grimaldi, nonché i past governatori, avvocato Lucio Vacirca, professor dottor Francesco Amodeo, signor Francesco Salmè, dottor Carlo Sartorio. Sono presenti le seguenti personalità leonistiche che vi invito ad accomunare in un unico applauso al termine della mia elencazione. L'immediato past governatore del distretto 108 YB Sicilia, dottor Vincenzo Leone, il primo vice governatore, avvocato Mariella Sciammetta, il past presidente del Consiglio dei Governatori, avvocato Salvo Giacon, i past governatori del distretto 108 YB Sicilia, ingegner Salvatore Ingrassia, direttore Centro Studi sull'associazionismo Edoardo Grasso, il dottor Vincenzo Spata, coordinatore LCF, il professor avvocato Gianfranco Amenta, il dottor Franco Freni Terranova, l'avvocato Antonino Giannotta, il dottor Giuseppe Camporrino, il professor dottor Amedeo Tullio, il presidente del distretto Leo 108 YB Sicilia, dottoressa Livia Ardita, il segretario distrettuale avvocato Gaetano Salemi, il tesoriere distrettuale dottor Giovanni Volpe, il cerimoniere distrettuale Daniela Marchese Aragona che vi parla, il direttore responsabile della rivista distrettuale professor Francesco Pira, il vicepresidente Leo Gloria Caristia, i coordinatori GMT ingegner Francesco Pezzella, GST il dottore Salvatore Plescia, il coordinatore delle circoscrizioni dottoressa Maria Di Francesco, i presidenti di circoscrizione, i presidenti di zona. Sono inoltre presenti i delegati del governatore, gli officer distrettuali e di club, Lions e Leo e tutti i graditissimi ospiti. Applauso. Porge un indirizzo di saluto il past presidente del Consiglio dei Governatori, avvocato Salvo Giacona. Caro governatore, caro governatore, immediato past governatore, primo vice governatore, signori past governatori, officer distrettuale di club, cordiale buonasera a tutti. Io mi devo complimentare col governatore per la scelta di questa incomparabile location che racchiude vestigie che hanno reso ovviamente Agrigento e tutta la Sicilia conosciuta in tutto il mondo. E questo ci deve fare riflettere, perché noi come Lions del distretto Sicilia dobbiamo fare in modo che la Sicilia effettivamente emerga da quelle pastoie in cui si trova impantanata e per la sua storia, per quello che ha dato, per gli uomini che ha espresso, e quindi ci dobbiamo adoperare, come del resto abbiamo fatto tutti quelli che abbiamo servito come responsabilità apicale del distretto, ci dobbiamo adoperare affinché questa nostra Sicilia venga riconosciuta per quello che vale e non purtroppo per quello che attualmente porge nel mondo. Quindi con questo auspicio e con questo augurio io vi saluto tutti e
vi do, per quanto mi riguarda, appuntamento a domani per un ulteriore mio intervento più esaustivo. Buona serata a tutti. Porge un indirizzo di saluto l'avvocato Mariella Sciammetta, primo vice governatore. Carissimo governatore, amiche e amici Lions, buon pomeriggio a tutti. Non poteva riservarci il nostro governatore un pomeriggio più bello e più suggestivo, in un posto molto particolare in cui mai avrei pensato di poter trovarmi in un'occasione come questa. Oggi si riprende un percorso che, a dire il vero, non ci siamo accorti si sia mai fermato. Diciamo che si continua e sono veramente felice di questo. Lo voglio dire ad Angelo e lo ringrazio per questa evidente segno di continuità, e lo voglio dire anche ad Enzo, perché credo che sia bello per un governatore che lascia un distretto così attivo come lo ha lasciato lui, avere la contezza e la certezza che ciò che è stato fatto continua, andrà avanti, progredirà e darà sempre frutti sempre più copiosi. Quindi veramente grazie Angelo, perché ci stai dando già gli input giusti perché ci possa essere un anno di grandi soddisfazioni. Io sono molto fiduciosa e sono convinta che in quest'anno sapremo essere all'altezza di quel compito, di quel ruolo che il Lions Club International nella società deve avere. Stamattina abbiamo fatto una consulta con tutti i past governatori che veramente è sembrata una prosecuzione. Abbiamo ritrovato la stessa armonia che abbiamo lasciato nell'ultima consulta, abbiamo ritrovato tutte le presenze, abbiamo ritrovato gli stessi intenti, e questo è un esempio grande di maturità di questo distretto, perché avere past governatori che sono qui e che ci hanno assicurato una presenza a fianco al futuro significa che c'è una competizione sana, una volontà di crescere che ci porterà sicuramente avanti. Quindi io vi ringrazio per la vostra presenza, vi ringrazio per la bellissima mattinata, per quello che faremo oggi, ma soprattutto vi dico grazie anticipatamente per tutto quello che farete, per tutto quello che faremo insieme per le nostre comunità e per il Lions Club International. Porge un indirizzo di saluto il dottor Vincenzo Leone, immediato past governatore. L'indole del predicatore non mi ha lasciato, insomma sono qua sul pulpito, scusatemi. Caro governatore, ti saluto, un saluto pomeridiano dopo il saluto mattutino di oggi, un caro saluto agli amici Mariella Sciammetta e Salvo Giacona, a tutti i past governatori presenti, un saluto ai Lions, agli officer presenti, alle forze dell'ordine presenti e soprattutto, permettetemi, un carissimo saluto ai due campi giovani che abbiamo oggi in ospiti qui ad Agrigento, che sicuramente danno non solo un tocco di colore, ma rendono sicuramente molto bene uno dei servizi più importanti che noi Lions svolgiamo ormai da diversi anni, che è proprio a favore degli scambi giovanili e in particolare del nostro campo disabili. Allora, io stamattina nel mio brevissimo intervento al gabinetto distrettuale ho detto che ho passato al governatore non già lo scettro perché non l'avevo, ma ho passato la spada e lo scudo con i quali ho difeso strenuamente il nostro distretto da qualunque malanno potesse capitare, ma certamente l'ho difeso all'insegna del rispetto di quelli che sono i nostri scopi, di quello che è il nostro codice etica e soprattutto nel rispetto di quelli che sono di quello che è il nostro
la nostra finalità principale, cioè quella di servire la comunità che soffre. E oggi vi dico che sono particolarmente lieto nel vedere una così bella presenza qui, guardare i vostri volti e vederne molti che all'insegna della continuità continuano ancora a collaborare il distretto, e nel vedere anche altri volti che si affiancano a quelli già noti proprio per quell'insegna di continuità ma anche di rinnovamento che è insita nella nostra associazione e che non può essere diversamente, perché altrimenti, se non fosse così, segnerebbe la stasi e segnerebbe certamente l'inizio della morte dell'associazionismo e della nostra associazione. Ma così non è, e quindi non posso che esserne lieto, non posso che essere grato al governatore per avere scelto la continuità, per avere scelto il rinnovamento in maniera intelligente, in maniera proficua. E allora, come dissi stamattina chiudendo il mio intervento, lo dico anche oggi, sono qui pronto con scarpe diverse rispetto all'anno scorso, perché ovviamente non dovrò segnare io più il passo, ma dovrò prendere il passo del governatore, stargli vicino, stare vicino a ognuno di voi e contribuire con tutta la mia capacità a rendere questo distretto sempre più grande e sempre più operoso. Auguri governatore, auguri a tutti voi e buon lavoro. Adesso il governatore del distretto 108 YB Sicilia, dottor Angelo Collura, consegnerà delle targhe ai soci Lions delle 10 circoscrizioni con anzianità di iscrizione e quindi di appartenenza alla famiglia lionistica, esempi di lionismo puro. Per la prima circoscrizione al socio Lion... Facciamoli salire tutti, li chiami tutti ed è meglio. Va bene, per economizzare anche i tempi. Quindi per la prima circoscrizione al socio Lion Francesca Amodeo ritira il premio il presidente della zona 4, dottoressa Emanuela Panzeca. Non ci sono state delle particolarità. Nell'ambito della circoscrizione Palermo, Franca Amodeo è tra i più anziani, diciamo, attualmente Lions in movimento esistente, non so se rendo idea, quindi, però si trova in questo momento in Polonia e quindi la ritira Emanuela. la Presidente Emanuela. Poi andiamo avanti. Per la seconda circoscrizione al Lion Vincenzo Sanci ritira il presidente di Trapani, se è presente. Di Trapani mi pare che c'era il Presidente di circoscrizione. Il presidente di circoscrizione allora. Esatto, perché anche lì avete visto doveva venire Domenico Messina, ma c'è stato un imprevisto familiare. Per la terza circoscrizione al Lion Angelo Messina, che è presente, io so. Angelo Messina dov'è? No, nemmeno lui. Ma è come dire, il fatto che non ci siano, ci rendiamo conto c'è un motivo, non è un caso che non li stiamo premiando, perché sono tutti anziani. Quindi... Per la quarta... Quindi vieni tu. Il presidente di Taormina, chi c'è? Il presidente del club di Taormina, che mi pare è qui. Sì, prego. Prego, prego. Daniela Randazzo. Per la quarta circoscrizione Giuseppe Genovese. Pippo Genovese, dove sei? Mi pare che tu ci sei. Sei pure attivo ancora. Per la quinta circoscrizione targa al Lion Andrea Pappalardo, ritira il presidente del Catania Host, dottoressa Francesca Toscano. Bene Francesca. Per la sesta al Lion Giovanni Continella, ritira il presidente di zona 15 Rosario Francesco Faraci. Tu metti qua accanto che tu devi ritirare. Per la settima al Lion Rosario Donofrio ritira il presidente di zona 20 Francesco Ragazzi. Faraci c'è? Dove è Faraci? Ah sì, effettivamente siamo in tanti, è un bel vedere da qui. Per la ottava, al Lion Carlo Sartorio ritira il presidente dell'ottava circoscrizione Walter Buscema. Prego. Per la nona, al Lion Giuseppe Grimaldi consegna la targa il governatore al presidente di zona Fabrizia Segreto.
Vieni Fabrizia, allarghiamoci un poco noi. Per la 10ª circoscrizione a Lion, Luigi Bellia ritira la figlia, nonché socia anch'essa di Agrigento Ost, professoressa Kitty Bellia. Ok, salite da questa parte, scorriamo un poco. Le targhe. Allora, visto e considerato che l'unico che realmente che sta ritirando è l'amico Pippo Genovese, vieni più avanti, vieni. Io quando ero giovane facevo pure il presentatore. Quindi è il caso che diamo a lui, in nome e per conto di tutti, l'occasione e la possibilità quindi di rappresentare tutti gli altri che non ci sono, e Pippo, siccome merita, intanto un grande applauso e dopodiché gli lasciamo dire pure qualche pensiero. Prego. Governatore, io ti ringrazio, non credo di meritare tanto, ma comunque a Lions ci sono affezionato dal 1980. Ti ringrazio e ti voglio fare i miei complimenti per la grossissima manifestazione che stai facendo in questa location, veramente, e augurissimi per il tuo lavoro, e ti dico che siamo tutti con te e tu lo sai. Va bene, e allora intanto perché questa iniziativa? Ha un senso. Spesso noi siamo abituati a celebrarci, autocelebrarci, celebrare gli altri ci viene più difficile, o quantomeno a volte si celebrano, si ricordano quelli che non ci sono più. La cosa più bella invece è dare la possibilità, l'opportunità e l'occasione anche di avere un ricordo a quelli che sono ancora con noi e che sicuramente hanno reso possibile quello che noi oggi stiamo vedendo. Quindi un applauso indirettamente a tutti voi che rappresentate i punti di riferimento nei vari distretti. Procediamo alla presentazione. Quindi iniziamo dalla prima, sì, da qui. Ok. Emanuele. Perfetto. Allora, continuiamo e poi facciamo una foto tutti insieme, dai. Dai. Perfetto. Di qua, di qua. Mettiamoci un poco più avanti e facciamo una bella foto, dai. Ok? Grazie, accomodatevi. Giorgio, mi sembrano eccessivi due. Adesso invito la dottoressa Stefania Trovato, officer distrettuale, a presentare a tutti quanti i campi. Dottoressa Stefania Trovato. Ho partito. Sì, quello che ti piace di più. Ti metto all'ombra? Sì, perché devo guardare anche il video. Buonasera a tutti, governatore, autorità, amiche ed amici Lions e Leo. Perché Joseph Estone è qui? Perché lui è un militare e fra l'altro è un figlio di parlamentare estone, quindi sente il senso della patria molto più rispetto agli altri. Quindi lui non può camminare se tiene la bandiera, e allora l'abbiamo fatto camminare senza bandiera, adesso Gabriele gliela dà e siamo a posto, perché adesso lui sarà immobile per 18 minuti. Bene, per capire. Bene, allora accogliamo nel nostro distretto i ragazzi partecipanti al programma Scambi Giovanili Lions. Sono ragazzi che provengono da ben 37 nazioni. Quest'anno l'accoglienza in questa valle, unica al mondo,
valle non solo testimone della nostra storia e carica di mitologia, ma anche la valle della pace e della concordia. Quindi quale posto migliore potrebbe testimoniare la fratellanza che unisce tutti questi ragazzi di religione, culture e razze differenti. Non ci sono confini né rivalità tra loro, anzi, stanno imparando gli uni dagli altri, apprezzando le diversità e prendendo coscienza che tutti i popoli, le culture e le religioni meritano uguale rispetto. Noi Lions siciliani ci presentiamo a questi ragazzi e quindi al mondo intero con il nostro entusiasmo, con un distretto Lions che esprime il concetto di We Serve con passione e concretezza. E abbiamo la missione di trasmettere nel giusto modo gli scopi del Lions e degli scambi giovanili. Sappiamo che lasceremo memorie indimenticabili in loro e i ricordi che stiamo costruendo devono essere carichi di emozioni, di sani principi, di buoni sentimenti, soprattutto di integrazione e solidarietà, ma anche di luoghi bellissimi che abbiamo, di gente ospitale che siamo e di amicizie indissolubili nel tempo. I ragazzi che sto per presentare appartengono a 3 differenti campi: Campo Italia, Campo Trinacria e Campo Sicilia Disabili. Non saranno presentati né per campo né per abilità, ma semplicemente per nazione di provenienza. Permettetevi di ringraziare intanto Franco Pezzella, perché ogni anno fa un lavoro incredibile che solo lui può fare, cioè di montare tutti gli inni e di creare un video con variazioni dell'ultimo momento. E poi quest'anno abbiamo creato la possibilità, abbiamo dato la possibilità ai service, ai club di fare un service con noi, cioè di vivere una giornata al campo, di cucinare, di stare con i ragazzi, e quindi permettetemi di ringraziare intanto il cosiddetto staff di sussistenza, vale a dire chi ha in un certo senso programmato tutti i pranzi e le cene al campo. E nello staff di sussistenza abbiamo Agata Caldarera, Giusi Belluomo, Gianni Giordano e la nostra vice governatore Mariella Sciammetta. E poi è veramente un grandissimo piacere per me nominare, se posso, i club che hanno cucinato al campo, che è stato un momento bellissimo di servizio, un momento di condivisione di gioie, condivisione anche di problematiche. E io ci tengo a ringraziare il club di Siracusa Ost e poi i club di Catania, Catania Ost, Faro Biscari, Gioeni, Mediterraneo, Portulisse, Valdirillo, Est, Catania Alcandere, e poi Acireale, Acitrezza, Giare Riposto, Callipolis, Zafferana, Taormina, Trecastagni, Adrano, Bronte, Biancavilla, per fortuna sono tanti, Patti e Piazza Armerina, e poi i club di Messina, Ost, Ionio, Peloro, Colapesce, Barcellona, Modica e Scigli, Plaga Ibrea. Grazie a tutti, veramente è stato un magnifico servizio, un momento importante di condivisione. Bene, possiamo iniziare con gli inni. Come vi ho detto, i ragazzi sfileranno semplicemente per ordine alfabetico. Questa è l'introduzione creata da Franco Pezzella. Intanto i ragazzi si iniziano a preparare e iniziamo chiaramente in ordine alfabetico dall'Argentina. Un attimo. Ed eccoci all'Argentina. Maria Florenzia Polloni. Austria, Elias Bele. Belgio, Teo Toppe.
e il Brasile, Laiana e Guglielme. Canada, Tallula, Daisy Moon. Cina, Wu Min. Danimarca, Eric e Cristina. Estonia, Joseph è già qui. Joseph è già qui. Finlandia, Emma e Annika. Francia, Manoli San Nicolò. Georgia, Sandro e Anna. Germania, Linnea, Lea e Anas. Guinea, dalla Guinea il nostro Abid Kiam. India, Ash e Kritvi. Islanda, Maria Nina.
Isole Island, Maria Peterson. Israele, Noga Salo. E ora gli italiani, il folto gruppo di italiani, Chiara, Noemi, Luca, Giovanni, Claudio, Vittorio, Benedetta, Emanuele e Angelica. Lituania, Rapolas e Nevita. Certo. Macedonia, Martin Stoikovski. Malesia, Jane. Messico, Rodrigo Fragoso Escalante. Norvegia, Liva Barsen. Olanda, Marieke ed Emma. Polonia, Emilia Smolska. Repubblica Ceca, Karolina Kankova. Russia, Anastasia.
Serbia, Anja Deljanović. Slovenia, Slovacchia, Nicole Nozar. Slovenia, Katia Bradac. Spagna, Gonzalo, Yolanda e Carmen. Viva España, alzan los brazos hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar. Taiwan, Sabrina. Thailandia, Tunisia, Farouk, Aziza e Hussein. Turchia, Younes, Zeynep, Nisa e Nilsu. Ungheria, Dori, Orban. Stati Uniti, Cassidy. Bene, e adesso lo staff. Giulia, Alessandra.
coordinatore degli scambi giovanili multidistrettuale. Posso permettermi di cedere la parola direttamente? Bene, grazie a tutti. A me? Grazie. Autorità lionistiche, civili e militari, amiche e amici Lions, buonasera. È fantastico trovarsi qui oggi in questa location magica e suggestiva che profuma di storia e come anche non solo di storia, ma ci fa fare un tuffo nel passato. Ed è bellissimo vedere il nostro futuro qua, quindi il contrasto tra passato e futuro, che sono i ragazzi che state vedendo voi in questo momento. Sono loro il nostro futuro e sono i nostri ambasciatori nel mondo. Io così amo definirli, sono ambasciatori di pace, ambasciatori di storia, cultura, tradizione. 58 ragazzi giovani provenienti da 37 nazioni del mondo, sono presenti qui tutti e 5 i continenti e sono qui oggi ad Agrigento. Abbiamo il mondo qui, signori, oggi. Un grandissimo applauso a loro. E tutto questo è possibile grazie al service degli scambi giovanili, ma soprattutto a coloro che quotidianamente con cuore e compassione si impegnano affinché tutto questo sia possibile. Il distretto YB è un distretto leader a livello internazionale con i suoi 3 campi e a questo punto vi chiedo un grandissimo applauso a coloro che per la Sicilia danno l'anima e mi riferisco allo IEC nonché direttore del campo Trinacria Stefania Trovato, al direttore del campo Italia, dov'è? Gabriele Micichè, e governatore un piccolo appunto. Va bene che durante i saluti, e mi riferisco soprattutto ai cerimonieri, non viene salutato il coordinatore nazionale, poco male, ma qui avete il coordinatore del campo Italia, che è comunque un officer multidistrettuale ed è stato nominato durante il congresso, quindi è a tutti gli effetti un responsabile multidistrettuale, quindi per cortesia in futuro salutatelo come autorità lionistica. Grazie Gabriele. Il direttore del campo, io non lo chiamerei più disabile, credetemi, un termine che non mi piace, chiamiamolo per giovani con disabilità, Rosario Grasso, vieni. L'infaticabile medico di campo, Aldo Cordaro. Vieni qua, il neo componente della Commissione Gioventù Stefania Carpino e tutti i responsabili e i camp leader. Io vorrei, scusa Paola, vorrei approfittare e consegnare il guidoncino, il primo guidoncino che consegno, anche? Sì. Il primo guidoncino che consegno degli scambi giovanili nazionali al nostro governatore, arriva. Ah, un'altra cosa importante, badate bene, per questi signori queste sono le ferie, cioè Gabriele Micichè, professionista, si è preso 18 giorni di ferie per portare avanti questo campo. Allora, governatore, questo è il guidoncino degli scambi nazionali, dietro ci sono i 18 campi che l'Italia organizza a livello mondiale, siamo il fiore all'occhiello non del multidistretto, del mondo intero per gli scambi giovanili. Nessuno come noi organizza ben 18 campi, 15 per ragazzi normodotati e 3 per ragazzi con disabilità. E questo è un grandissimo onore che dovete conservare con voi e dovete esserne fieri, assolutamente fieri. Grazie. Il governatore a questo punto... Un attimo solo, approfitto anche per dare il guidoncino al nostro past, al caro amico Enzo Leone, al past governatore. Grazie. Figurati.
al primo vice Mariella Sciammetta, prego, al past presidente del Consiglio dei Governatori Salvo, e una cortesia, questo gradirei che fosse consegnato al secondo vice governatore, nella speranza che ritorni presto e possa assolutamente tornare con noi a Cirillo, grazie. Sì. Anche il nostro direttore vorrebbe consegnare il guidoncino del Campo Italia con un'esclusiva incredibile quest'anno. Sul guidoncino ci sono le foto dei ragazzi che vedete qui, quindi ogni ragazzo tornerà a casa col guidoncino del campo con la propria foto postata sopra. Grazie a loro. Ma penso che anche Stefania vuole darci qualcosa. Allora. Grazie a tutti comunque. Io resto. Anche questo. Grazie Stefania. Anche gli altri. Ok. Abbiamo arredato una... Adesso ne approfitto io devo dire che per noi è davvero un momento meraviglioso e suggestivo, perché la suggestione nella suggestione, anche i luoghi creano emozione. Io vi posso dire che entrando qui in questo posto favoloso che è incontaminato, è bellissimo, immagino che sicuramente ciascuno di voi entrando qui ha provato, suscita delle emozioni particolari. Ieri sera disse: ciascuno di voi provate a chiudere gli occhi e sentite il trasporto e quasi quasi anche l'emozione nella pelle che si percepisce. Io sono davvero emozionato, soprattutto per avere qui Domenico Pace, anche perché ci ha sottolineato, lui nel senso in quanto officer multidistrettuale era nelle condizioni di metterci anche un puntino nelle cose, ma tu devi sapere una cosa, che nei confronti di Gabriele noi abbiamo un sentimento vero di amicizia, e siccome più che alle forme noi badiamo alla sostanza, per noi Gabriele rimarrà sempre Gabriele con o senza ruoli multidistrettuali. Ma è importante far conoscere i ruoli, non le persone. Quindi grazie, dopodiché grazie a tutti voi. È una grande occasione davvero, 37 popoli che sono qui. Vedete, ogni anno qui nel mese di febbraio-marzo, la coincidenza non è sempre una costante, avviene una festa meravigliosa, stupenda, che è il Mandorle in Fiore. In questa festa è un momento sicuramente importante il fatto che vengono tanti popoli che portano il loro folklore qui e diventa un momento di incontro, di condivisione nel Tempio della Concordia che avete visto ieri sera. Questa sera qui, adesso pomeriggio inoltrato, alla luce dell'esperienza che abbiamo vissuto tutti insieme o quelli che erano presenti a Milano, devo dire che abbiamo rivissuto anche questi momenti della diversità ma al tempo stesso della globalità. Cosa davvero meravigliosa, che questo ci fa solo ed esclusivamente onore. Grazie a tutti i ragazzi, e siccome ieri abbiamo fatto un torneo per loro, il torneo della solidarietà dei popoli, chiamiamo a un ragazzo, dov'è Abib? Chiamiamo lui perché ha un senso. Chiamiamo lui perché ha un senso. Lui viene abbiamo detto Abib è uno che, come tanti altri come lui, è arrivato attraverso questa autostrada che abbiamo davanti a noi. Era uno che... Quanto è durato il tuo viaggio? 2 anni. 2 anni, per arrivare dalla Guinea fino a qui. E quindi è il caso, invece, siccome ho sentito una poesia, te la ricordi? No. Ce l'ha tascabile. Sarebbe il caso comunque che, come dire, un suo personale, è bello che lo donasti, diciamo, di fatto a tutti noi, che con grande gioia abbiamo piacere di sentirlo, per capire anche il senso di certe cose e perché bisogna vederle secondo il giusto punto di vista. Prego. Grazie mille, grazie a tutti, grazie alla Lions Club. Sono contento, molto, perché quando guardate queste persone possiamo dire che è una vera integrazione. Ho scritto questa poesia, ho pensato alla Sicilia,
ma ora ho visto che è per Italia. La Sicilia rappresenta l'Italia in generale. Ora devo leggere la poesia O Italia, che fu in grado di asciugare le lacrime di una madre che piange il suo bambino nel deserto. Una madre che piange mentre i trafficanti la torturano, come fosse il pasto del giorno. O Italia, l'Italia che ha salvato l'umanità per mano dei volontari sul mare Mediterraneo. O Italia, l'Italia che mi ha accolto sulla sua terra quando ero senza terra. L'Italia che mi ha dato le scarpe quando ho camminato scalzo. L'Italia che mi ha vestito quando ero senza vestiti. Oh Italia. L'Italia che mi ha curato quando ero malato. L'Italia che mi ha protetto quando ero senza riparo. L'Italia dove rinasce la mia coscienza portata via nei paesi del deserto. Oh Italia. L'Italia che mi mostra la via per il futuro, l'Italia che mi offre la strada per il successo. Pensi che ti deriderò? No, non lo farò, non sarò ingrato. O Italia dalle belle città, dalle belle donne e bellissime spiagge, l'Italia che mi dà ancora una speranza. Pensi che ti abbandonerò? No, ti sosterrò alla radice della tua bella pianta. L'Italia che mi spinge al mio bellissimo sogno, che sogno. Grazie mille, grazie a tutti. Chiaramente dalla Valle questa sera parte un messaggio di solidarietà non indifferente. Vedere il popolo Lions alzarsi in piedi dopo la poesia è davvero toccante, è una cosa bellissima. E siccome quindi ieri abbiamo fatto questo torneo, do simbolicamente a lui la medaglia per la partecipazione e chiaramente tutte le altre verranno consegnate a Domingo o comunque sia a voi e li consegnerete uno ciascuno a tutti. Dopodiché io ho piacere, oltre a ringraziare anche la presenza del Presidente Leo, l'amica Gloria Caristia che sicuramente riesce, Gloria Caristia, l'amica Livia Ardita, perché ho visto prima Gloria messa lì sotto, dico dov'era? Livia Ardita, con la quale veramente stiamo intraprendendo un percorso stupendo, meraviglioso e devo dire di condivisione totale, una cosa davvero eccezionale. Adesso quindi abbiamo delle targhe. Allora, prima il presente, prego, ho il piacere di darlo quindi a Domingo Pace. Grazie. Possa essere, ecco, io ne approfitto adesso ufficialmente, lo presento a tutti, quindi nel dare il mio guidoncino, è un guidoncino che rappresenta, è la prima volta ne sto parlando, quindi come tu per la prima volta, capito? Quindi io ne ho approfittato anche per questo. Un guidoncino che è stato fatto dal maestro Lacagnina, che è un socio Lions di Caltanissetta ed è stato colui che ha curato anche i colori per quanto riguarda Dolce Gabbana, e l'abbiamo visto che così generoso da omaggiarmi questo schizzo che è davvero stupendo e meraviglioso, che rappresenta quello che io gli ho chiesto. I templi che rappresentano quindi la mia storia ma anche la nostra storia, la mia provenienza, il mare che abbiamo davanti, e poiché quest'anno è l'anno in cui attenerò anche le infrastrutture con il ponte che va, diciamo,
dal Nord Africa, diciamo, dall'altro continente, fino a ecco, la porta verso il futuro che passa attraverso Messina, chissà se un ponte domani ci sarà, e comunque il verde dell'ambiente che rappresenta quindi la nostra terra, e per finire i nostri colori che sono i colori di ciascuno di noi che ci appartengono, che questi sono i colori del calore, che sono i colori della fratellanza, a cui noi teniamo tantissimo, e sono i colori della nostra amata terra che è la Sicilia. Grazie Domingo. Grazie a te. Procediamo. Gabriele Niccica, abbiamo la targa dove di Gabriele? Vieni. La targa e il bidoncino. Così libero, no? A Gabriele la targa. Il microfono. I bidoncini. L'ha trovato. E la targa l'ha trovato Stefania, il bidoncino. E gli altri tutti liberi. Le targhe, prendiamo queste targhe, le targhe con i bigliettini per il torneo di beach volley. E questo lo diamo. Tutti li abbiamo avuto. E i guidoncini agli altri. No, lo diamo invece alla Presidente Leo. Va bene? Ok. Va bene così. Ora che c'è? Adesso il governatore consegna una targa al dottor Michelangelo Lacagnina, che non è presente, però ritira il dottor Alfonso La Loggia. Dov'è Alfonso La Loggia? Ci sei? C'è, Dai. mi pare che c'è, ecco. Ok. Uno dietro l'altro, potete accomodarvi? No. Sì, Rita vado a trovarla. Facciamo il gioco con la società e sono Vedi se ti danno la possibilità, così andiamo avanti. Facciamo salire Alfonso. Per conto di Michelangelo Lacagnina, che è stato colui il quale mi ha dato la possibilità di realizzare questo guidoncino che vi posso garantire è veramente bello. Grazie. Grazie a te. Grazie di cuore. Per aver Grazie. scelto della terra ci inorgoglisce il cuore della Sicilia in questo guidoncino. Grazie. Complimenti a te. Grazie ancora. Andiamo avanti. Invito adesso il presidente della Fanfara dei Bersaglieri di Caltanissetta, tenente Francesco Livorsi, Vincenzo Falzone, per un riconoscimento. Siamo quasi alla fine. Grazie di cuore, credo che abbiamo gradito tutti anche l'ingresso da parte della Fanfara, sicuramente è stato un momento per concentrarci all'inizio di questa bellissima manifestazione. Grazie di cuore per tutto. Grazie. Invito adesso i Marines a salire sul palco della base di Sigonella, da sempre impegnati nei progetti di volontariato civico, culturale, linguistico e ambientale. Ritira un ufficiale dei Marines di Sigonella unitamente ad Alberto Lunetta. Alberto, grazie. Allora, lei è l'ufficiale, lei la si mette al centro con te. You guys stay on the side. It's gonna be a different. E allora, perché loro sono qui? One each.
La parte della Sicilia orientale lo sa, la Sicilia occidentale più o meno. Loro hanno base a Sigonella. Vi posso garantire che con Alberto tutti i club della zona orientale, della Sicilia orientale, che va da Messina fino ad arrivare ultimamente a Gela, diciamo che hanno avuto la possibilità, i nostri club, di avere una valida collaborazione per quanto riguarda l'aspetto della solidarietà, della presenza sul territorio e del loro aiuto, anche diciamo della compagnia tanto dei Marines quanto anche di chi? Di tutti i marinai, di tutti coloro i quali diciamo sono presenti a Sigonella. Devo dire che portano avanti una serie di progetti nelle scuole e siccome spesso sono invitato dai club e quindi noto sempre la loro presenza, mi sono detto li voglio anche qui perché questo è un momento suggestivo e particolare ed è giusto che noi li omaggiamo ufficialmente e formalmente attraverso la consegna di un presente, quindi che diventa diciamo la targa, che leggerà chiaramente l'amico, intanto no, lui legge inglese. Sì, lui lo legge in inglese, io lo potrei leggere, però non voglio, ecco. Allora, diciamo in inglese, presented to the Saints of SP Maktab CRFC FWD 19.2, the number activities in Sicily and the long-standing commercial partnership with the Lions clubs. Thank you for giving back. Grazie. Allora, invito adesso la rappresentante. Alberto, devo dire che è figlio di un socio Lions. Angelo. Anna Maria. Allora, Alberto è figlio di un socio Lions, lui mi dice di una socia, per noi è sempre socio. Quindi sostanzialmente ha un difetto, non lo dico pubblicamente, ma poi ve lo dirà lui dopo che difetto ha. Lo so. Però nonostante tutto noi dobbiamo avere quella grande capacità di tenercelo vicino e comunque sia, perché no, un giorno la cosa più bella è quello di tra le nostre file, però intanto va bene così perché oggi il futuro si affronta e si vince solo con la solidarietà tra le associazioni. Vi ho detto tutto. Grazie. Va bene, dai, aspetta un presente per lui. Col guidoncino. Il presente pure, il presente. Regalo. Questo lo faccio col cuore, dai. Va bene così, il minimo che potevamo fare, andiamo avanti. Via, veloce. Rimaniamo in argomento, adesso invito il rappresentante della Croce Rossa Italiana a salire sul palco, la signora Margaret Di Bilio. Sì, veloce però, dai, se perdono tempo per... E là sono. Dai, diamo un presente. Ringrazio chiaramente il Presidente, l'amico Vita, per aver dato l'opportunità di portare qui anche un'ambulanza. Noi essendo giovani non ci interessa, però ci doveva essere, grazie. Però sarebbe il caso che almeno un guidoncino, cioè un presente fosse aperto, lo può aprire? Perché non vorrei che non c'è niente, perché è la prima volta lo stiamo aprendo. Anche il presente è stato, diciamo, ideato da Michelangelo Lacagnina. Sullo sfondo c'è un tempio noto e diventa il simbolo di Agrigento, che è il tempio di Dioscuri, e sicuramente anche molto rappresentativo. È una mattonella messa dentro questa bellissima cornice e sicuramente diventa un pezzo importante. Io lo consegnerei a tutti, ma dovete fare tantissimo per farlo. Per averlo, grazie. Prego, questo pure, scusa, tieni. Grazie. Veloce. Adesso il governatore consegnerà un presente e il suo guidoncino ai rappresentanti della stampa accreditata all'apertura dell'anno sociale 2019-2020. Consegnerà un presente e un guidoncino al giornalista Gaetano Ravanà, al dottor Stelio Zaccaria per la Sicilia e la Fondazione Domenico Sanfilippo, ad Arturo Cantella, direttore TVA, al direttore Francesco Schembri di Scrivo Libero,
alla giornalista Concetta Rizzo, al dottor Alfonso Bugea, responsabile della redazione di Agrigento, che ritira per il dottor Romano, direttore del Giornale di Sicilia, al dottor Lino Morgante, ritira per il direttore editoriale della Gazzetta del Sud il dottore Bugea e per Agrigento TV ritira la giornalista Valentina Laimo. Inoltre consegnerà Guidoncino presente a Giuseppe Barbara. Carlalberto c'è tregua, che è qui. Giuseppe Barbara. Se Tregua è qui è pregato di salire. Ok. Cesare Sciabarrà, direttore di Caniglia E allora, Web. finito? Abbiamo finito? Cesare Sciabarrà dov'è? Arriva. Abbiamo avuto semplicemente un pensiero, un desiderio. Spesso noi li chiamiamo perché i nostri messaggi vengono diffusi. Probabilmente non ci siamo accorti mai che probabilmente li abbiamo sempre chiamati ma non abbiamo mai dato. Secondo me questo è un momento bellissimo e serve a consuntivo per il passato, e quindi da questo momento sappiamo che quando vi chiamiamo almeno sapete chi siamo. E quindi qua sono presenti 111 club di tutto il distretto della Sicilia. Simbolicamente quelli di Agrigento siete molto più presenti rispetto agli altri per problemi anche di tempistica e di distanza. Naturalmente sia il direttore del Giornale di Sicilia che il direttore della Sicilia, come anche il direttore della Gazzetta, qui abbiamo solo il nostro amico socio direttore del quotidiano La Sicilia, ma per il resto tutti gli altri sono giornalisti comunque che operano sul territorio nella provincia di Agrigento, ma avremo modo di farlo anche per altre province. Procediamo. Chi è responsabile in termini di associazione? Qualcuno più importante rappresenta Bugea. Almeno il nome per tutti, dai. È il più giovane Bugea. Prego. Lui mi conosce da quando avevo solo 13 anni, quindi dai. Avevi i pantaloncini corti, da grotta. Grazie. No, noi cosa devo dire? Siamo contenti di essere tutti qui, penso di rappresentare il pensiero di tutti, siamo contenti di essere presenti in questa iniziativa del Lions, l'abbiamo sempre sostenuta, devo dire tutte le iniziative che fate sono veramente di grande spessore, di grande prestigio, soprattutto mi colpiva anche questo motto, questo di essere presenti nel sociale, ed è una cosa che vi fa onore perché il mondo ha bisogno di tanta solidarietà, tutte le iniziative che hanno a che fare con la solidarietà sono veramente straordinarie e noi siamo qui a ospitare comunicati, i vostri eventi, le cose. Grazie, e mi permetto invece di omaggiare il nostro amico Lions, che a sua volta sarà il responsabile del nostro tema di studio, ma visto e considerato che è un giornalista fra i giornalisti, conoscete Carlalberto, no? Penso che è conosciutissimo anche per te, questo che è un piccolo omaggio rappresentativo della tua qualità, della tua efficienza, della tua azione concreta sul territorio. Grazie a tutti. Allora, che per un attimo mi sono proprio inventato di fare il... Diciamo che capisco che il settore è un po' così, però nonostante tutto potrei anche arrangiarmi. Te la caveresti. Andiamo avanti. Adesso interviene e conclude il governatore Angelo Collura. Tieni. Diciamo che siamo arrivati davvero alla fine, quindi da qualche parte sopra l'arcobaleno, proprio lassù, ci sono i sogni che hai fatto una volta durante la ninna nanna. Carissimi amiche e amici, benvenuti nella città descritta da Pindaro come la più bella fra i comuni mortali. 5 anni di età, e non sono tanti, ma sicuramente sono sufficienti
per fissare nel bambino i primi ricordi della vita che poi ti accompagneranno per sempre. È così. 5 anni avevo quando allora, in questa strada qui accanto, per la prima volta misi piede in questo posto incantevole, durante la festa del Mandorlo in Fiore del 1972. Quel giorno attraversai la strada qui accanto a cavalcioni sulle spalle di mio padre. All'epoca vedevo lui come una colonna portante che sorreggeva me, come in questa valle i telamoni sorreggono i templi. Sarò sincero, non avrei mai pensato che dopo 47 anni mi sarei trovato proprio qui, sotto il Tempio di Giunone, con lo stesso ruolo di telamone, ovvero quello di colonna portante per quest'anno sociale del distretto Lions 108 YB Sicilia. Portatore di un unico obiettivo: condurre insieme a tutti voi il laionismo siciliano verso un concetto di vero laionismo altruistico ed efficace, di solidarietà concreta, di sussidiarietà circolante, di tutela e promozione della nostra polis. Sì, la polis. E questo è il posto ideale per parlare di Agorà, l'assemblea tipica dei greci. La polis, come tutti sappiamo, fu un modello di struttura tipicamente greca, che prevedeva l'attiva partecipazione degli abitanti liberi alla vita politica, in contrapposizione alle altre città-stato antiche, ma che la particolarità che caratterizza la polis non era tanto la forma di governo democratica o oligarchica, ma l'isonomia, il fatto che tutti i cittadini liberi fossero sottoposti alle stesse norme di diritto, secondo una concezione che identificava l'ordine naturale dell'universo con le leggi della città. Questo erano concepite come un riflesso della legge universale preposta al governo del mondo. L'armonia esistente fra la polis e gli individui che la componevano era assimilata così a quella che esiste in natura fra il tutto e le sue singole parti. In virtù di tale corrispondenza, l'uomo greco era portato a sentirsi organicamente inserito nella sua comunità. Ognuno trovava la propria realizzazione nella partecipazione della vita collettiva e nella costruzione del bene comune. È così che, a mio avviso, dovremmo essere noi Lions, all'interno della nostra associazione, ognuno come parte del tutto, dove ciascuno si riconosce un ruolo importante, innanzitutto per il mantenimento di un ordine già costituito e poi per la crescita e lo sviluppo sempre maggiore delle nostre comunità. Non si può parlare di Lions concreto ed efficace se non comprendiamo appieno che ciascuno di noi deve essere politico nella sua terra. Politico nel senso di abitante di una polis, ovvero di un modello organizzativo costituito da uomini liberi che grazie al proprio arbitrio sono in grado di discernere i migliori, in grado di discernere le migliori azioni per il miglioramento della vita degli uomini. Non c'è infatti benessere personale che non riusciamo a trovare e che la strada e il percorso per distribuire le giuste occasioni che questa terra può dare a tutti gli esseri umani, se non riusciamo ad accettare la diversità che caratterizza una collettività, se non riusciamo a valorizzare e proteggere quanto la natura ci dà. Ecco perché l'attenzione particolare all'ambiente. Se non riusciamo a valorizzare, a diventare pungolo, sostegno e stimolo verso le amministrazioni attive anche per la valorizzazione dell'ambiente viario della nostra terra.
se non riusciamo ancora a tentare di fare in modo che ogni uomo possa cercare di essere felice. Ma mi domando e vi domando, ma cos'è la felicità? Fin dai tempi più antichi si è cercato di definire il concetto di felicità. Questa fu sempre percepita come un elemento essenziale e in alcuni addirittura il fine ultimo della vita umana. Certamente non esiste una risposta assoluta, essa è soggettiva, così che ognuno di noi la può percepire sotto una luce diversa. Ci sono stati nel corso dei secoli diversi filosofi che hanno cercato, tramite le loro conoscenze e le loro credenze, di identificare questo sentimento. Per esempio, Aristotele, il più importante tra i filosofi metafisici. Per lui la felicità è la massima aspirazione di tutti gli esseri umani. Il modo per raggiungerla, secondo il suo punto di vista, è la virtù. Vale a dire che se ci coltiviamo le virtù più elevate, ci raggiungerà la felicità. Più che uno stato concreto, Aristotele ritiene che si tratti di uno stile di vita. La caratteristica di questo stile di vita è quella di allenare e potenziare le migliori qualità che ogni essere umano possiede. Felicità sarebbe la prosperità unita alla virtù, costituita secondo Aristotele da buona nascita, abbondanza di amici, buoni amici, ricchezza, buoni figli, abbondanza di figli, una buona vecchiaia, una buona condizione fisica, intesa come salute, bellezza, forza, alta statura, atleticità e poi fama, onore, virtù e anche fortuna. Epicuro, di contro, non credeva che la felicità provenisse solamente dal mondo spirituale, ma che avesse a che vedere anche con la dimensione terrena. Postulò il principio secondo cui l'equilibrio e la temperanza danno luogo alla felicità. Questo concetto è racchiuso in una delle sue famose citazioni: niente è sufficiente per chi il sufficiente è poco. Oggi parliamo di diritto alla felicità, sancito anche nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, ma certamente non ci può essere concreta ricerca della felicità se l'uomo non si trova in condizioni che gli consenta di soddisfare i propri bisogni primari. Ecco allora che di fronte a tutto ciò un'associazione di volontariato come la nostra assume un ruolo fondamentale, che è quello di cooperare con le istituzioni oggi assenti, anche se sono state invitate, affinché in un progetto di fattiva collaborazione l'uomo possa rispettare il mondo in cui vive, per preservarlo ai propri figli e possa quindi costruire una dimensione sociale dove ciascuno trovi uno spazio adeguato a sé. E allora da questi luoghi, da me tanto amati e credo anche da voi, dove hanno vissuto, secondo la mitologia, Giunone, moglie di Zeus, da questa terra così veementemente difesa nelle verrine dal grande avvocato Cicerone nel processo contro Verre, da questa terra che diede i natali a Tigellino, Agrigentino Doc, prefetto dei vigili sotto Nerone, dove nacque e svolse la sua attività di filosofo Empedocle nel V secolo a.C., luogo visto come fiori all'occhiello da molti potentati economici, da molte strutture finanziarie, da molti colossi dell'economia, mi riferisco a Google Camp, da molti anche stilisti, tra cui proprio nelle settimane scorse Dolce & Gabbana, che hanno utilizzato questo posto proprio per rappresentare la potenza di quello che loro in questo momento rappresentano nell'universo, nell'immagine del mondo. Prende oggi il via, proprio qui, nella Valle dei Templi, l'anno sociale 2019-2020 del distretto Lions Sicilia. Parte oggi qui una grande possibilità, un grande viaggio. Ricordatevi cosa ebbe a dire: dopo ogni viaggio occorre ritornare diversi. La bellezza di un viaggio è questo: la possibilità di essere protagonisti in un anno intenso, propositivo, ricco di voglia di fare,
dove ciascuno di voi avrà la possibilità di essere fattivo autore di concreti risultati, lavorando tutti insieme in assoluta armonia, come i colori di un arcobaleno, dove ciascuno trova il suo posto. Un po' come nel mio guidoncino, dove ho voluto che emergesse la gioia, la forza, la luce, il calore della nostra terra. Qualcuno scrisse in una canzone: sorridi senza ragione, ama come se fossi un bambino, sorridi, non importa cosa dicono, non ascoltare una parola di quello che dicono, perché la vita è bella così. E io aggiungo, viviamo con intensità, rispettandoci gli uni con gli altri. Agiamo uniti verso un servizio puro e disinteressato, perché se la vita è solo un passaggio, in questo passaggio almeno seminiamo fiori. Grazie di cuore e viva il Lionismo! Abbiamo vinto perché la campana gira. La felicità, sì, la felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora si metta in cerca della felicità ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori, c'è la felicità, provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita. E anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita, fino all'ultimo giorno della nostra vita.